Flash mob oggi del sindacato CISL di Agrigento, Caltanissette ed Enna davanti alla prefettura contro le morti sul lavoro. Accolta positivamente la richiesta fatta dalla CNA Sicilia in occasione di un convegno a Palermo su una legge quadro sull'artigianato, l'impegno dell'assessore regionale di Tamaio e del presidente della commissione attività produttiva Gaspare Vitrano. Record di visitatori alla Valle dei Templi di Agrigento domenica scorsa, sfiorati 12.000 ingressi, a comunicarlo l'assessore regionale ai beni culturali Scarpinato. Perizia psichiatrica sulle reali condizioni mentali di Amar Nedkov, il 24enne ritenuto l'autore del massacro delle 2 donne rumene. Arrestato a Palermo il boss Giuseppe Auteri, 50 anni, latitante dal 2022. Roberta Lalex, assessore al comune di Agrigento e presidente dell'Agragas, aderisce al partito di Renzi Italia Viva. La sottoscrizione avverrà il prossimo 16 marzo all'Hotel Crabello alla presenza dell'onorevole Davide Faraone. Domenica prossima presso la chiesa di San Nicola un convegno per ricordare Giuseppe La Loggia a 30 anni dalla sua scomparsa. Gol collection della 29esima giornata del campionato di Serie D, Girone I. Buongiorno con TV Notizie, oggi il nostro telegiornale con un flash mob stamani contro le morti sul lavoro davanti alla prefettura di Agrigento organizzato dalla CISL di Agrigento, Caltanissette ed Enna. Il tema scelto è stato quello fermiamo la scia di sangue al fine di tenere alta l'attenzione sulla salute e sicurezza nei posti di lavoro. Noi abbiamo seguito la manifestazione. Un sit-in oggi qui davanti alla prefettura. Fermiamo la scia di sangue, relativamente a ciò che sono gli infortuni sul lavoro. La CISL oggi si mobilita in tutta Italia e ha voluto dire la sua anche qui ad Agrigento. Sì, il problema della sicurezza sul lavoro è al centro del dibattito del Paese. Purtroppo i recenti fatti avvenuti anche a Firenze, ma non solo quelli, riportano in evidenza quello che è il dramma del lavoro in Italia. Più di 1000 morti all'anno, 3 morti al giorno, 10 su 10 verifiche degli ispettori della sicurezza, 9 evidenziano problemi relativi al mantenimento delle regole. È qualcosa sul quale parti sociali, governo, imprese devono mettersi insieme per provare a invertire questo andamento e ridurre il numero delle persone che ogni giorno non fanno il rientro a casa ai propri effetti. Qual è la situazione, per calarci nella nostra realtà? Gli ultimi dati riportati dall'INAIL anche in Sicilia danno un incremento degli infortuni, 5 morti in più dall'ultimo dato rispetto all'anno precedente. È qualcosa di insostenibile, dobbiamo tutti attivarci per provare ad invertire la tendenza del problema. Ecco, la situazione degli edili ad Agrigento qual è? Oggi state manifestando proprio per la sicurezza nel mondo del lavoro, qual è la situazione nella nostra provincia in particolare? La nostra provincia sicuramente il tema della sicurezza è importante, così come in tutta Italia. La CISL ha indetto questa giornata proprio perché vuole portare al governo e sostenere le proposte che abbiamo fatto. In particolare già da 20 anni la FILCA degli edili della CISL ha proposto la patente a punti. Pare che questo governo abbia accolto questa proposta proprio per migliorare la qualità delle imprese e assicurarle soprattutto rispetto alle modalità con cui si costruisce. C'è una patente a punti che verrà data alle imprese, no? Esatto, sì, in modo tale per cui chi non sta attento potrebbe avere revocata la licenza per poter costruire e quindi migliorare la qualità proprio delle aziende in generale. E chi fa i controlli? Ecco, questo è un altro dei punti della nostra piattaforma, è proprio quello di chiedere al governo uno sforzo sul numero di ispettori da mandare in giro, che altrimenti la legge c'è ma nessuno poi riesce. C'è anche la piaga del lavoro nero, abbiamo visto quello che è successo a Firenze, diversi immigrati erano
purtroppo hanno perso anche la vita e non erano contrattualizzati. Anche da noi purtroppo è presente questo fenomeno. Il fenomeno della piaga del lavoro nero c'è sempre, poi tra l'altro avendo finito tutto la bolla del bonus 110, chiaramente il lavoro nero è ritornato una quotidiana proprio piaga di questo settore, e questo a maggior ragione è motivo per noi di richiesta al governo di legiferare, di dare una maggiore certezza nei rapporti di lavoro, proprio perché siano qualitativamente migliori. È stata accolta positivamente la richiesta fatta dalla CNA Sicilia in occasione del seminario che si è svolto a Palermo di istituire un tavolo tecnico sull'artigianato da parte della Regione siciliana al fine di fare una legge quadro in tema. L'impegno è stato preso nel corso del convegno che ha visto presente l'onorevole Di Tamaio, assessore al ramo competente, e l'onorevole Gaspare Vitrano, presidente della Commissione Attività Produttive, e le interviste ai protagonisti. Oggi questa iniziativa ricalca quella nazionale sulla burocrazia, perché noi vogliamo evitare che le imprese artigiane che si iscrivono di nuovo per partecipare alla vita lavorativa adempiano a tanti documenti che possibilmente rendono la vita impossibile. Impossibile perché ci vogliono tutta una serie di adempimenti con un onere eccessivo per tutte le imprese che si vogliono iscrivere, che quasi quasi le scoraggiano. Questo assieme poi al fisco, che è una cosa molto onerosa per le imprese, determina che un calo delle imprese nelle iscrizioni. Allora, all'osservatorio è emerso intanto che ci sono dei mestieri che purtroppo con una legge che non permette alle imprese di poter innovare rispetto a quella che è, diciamo, la richiesta che arriva dal cliente, il committente ha la necessità di variegare, e le leggi purtroppo non gli permettono di poter dare la possibilità di innovarsi. Faccio un esempio su quelli che fanno attività di asporto, l'agroalimentare. Purtroppo in varie regioni d'Italia c'è la possibilità di poter somministrare attraverso, diciamo, i prodotti che producono. In Sicilia, in alcune province sì, altre no. Il cliente deve stare scomodo, non deve avere la posata in acciaio, non deve avere i piatti in ceramica, deve essere, diciamo, provvisorio, non deve restare e sostare all'interno dell'attività artigianale. Oggi non è più possibile, abbiamo la necessità che i prodotti di qualità devono essere esposti, ben venduti, e il cliente, che può essere un siciliano o può essere un turista, deve avere la possibilità e la comodità di poterli gustare. La presenza qui è la presenza del governo che vuole accorciare le distanze, che vuole essere presenti con il mondo delle associazioni di categoria, che vuole essere presente con il mondo di chi ha a cuore l'artigianato. Abbiamo fatto diverse misure, ex Artigiancassa abbiamo recuperato delle risorse, abbiamo la misura più artigianato che ha molto appeal nei confronti degli artigiani, abbiamo lavorato per portare tanti artigiani in giro per le fiere, perché lì si creano le condizioni per diverse relazioni internazionali. Dalla prossima settimana lavoreremo per cercare di affrontare alcuni temi che sono stati poc'anzi evidenziati al tavolo, e ho chiesto la collaborazione del Presidente della Commissione Vitrano e anche di alcuni deputati per creare un tavolo e poter finalmente affrontare alcuni temi che sono veramente da troppo tempo non risolti e che meritano veramente una risposta. Entro fine mese credo che possiamo portare in aula, nella peggiore delle ipotesi a metà del mese prossimo, la legge sull'artigianato di qualità, che praticamente all'interno di questo mondo variegato dell'artigianato qualifica un po' le eccellenze dell'artigianato stesso. Sarà una sorta di bollino di qualità in più. Le Camere di Commercio avranno un allegato elenco in cui certificheranno i livelli di qualità delle aziende, e sarà valutato storia, percorsi produttivi, protocolli di produzione e quant'altro. Sfiorati i 12.000 visitatori nel Parco della Valle dei Templi di Agrigento nel fine settimana appena trascorso. Oltre 9.000 gli ingressi sulla scia della giornata di domenica 3 marzo. L'incremento rispetto allo stesso periodo del 2023 è stato del 25%.
Il numero di visitatori in questo weekend, ha commentato l'assessore ai beni culturali e all'identità siciliana Francesco Paolo Scarpinato, ha superato le nostre aspettative, confermando il potere attrattivo del Telamone. I dati confermano il nostro impegno e testimoniano la rilevanza di questa straordinaria opera. Tantissime le famiglie, continua Scarpinato, che hanno raggiunto la valle, i turisti, i curiosi e tanti bambini che hanno riempito il laboratorio dedicato al Telamone. La statua è stata svelata lo scorso giovedì alla presenza del Presidente della Regione siciliana Renato Schifani. La statua in marmo di Diana Cacciatrice, che abbelliva uno dei viali del Real Parco della Favorita di Palermo sin dal 1799, trova casa all'interno del Museo Archeologico Regionale Antonio Salinas, dove sarà restaurata e custodita. Sentiamo in merito l'assessore ai beni culturali Scarpinato e Caterina Greco, direttrice del Museo Salinas. Noi, grazie alla mission dei beni culturali, che è ovviamente la tutela, la valorizzazione e la fruizione, abbiamo fatto insieme, in maniera sinergica con la Marina e l'Esercito Italiano, abbiamo portato qui al Salinas la statua di Diana Cacciatrice. Siamo veramente contenti per il risultato, da quello che è nato dai rapporti interpersonali e soprattutto sotto il profilo istituzionale. Questa sinergia ci ha regalato e ha reso fruibile ai cittadini, ai turisti e alla Sicilia intera questa statua del II secolo d.C. Noi per il momento la teniamo qua nel cortile grande, nel chiostro grande, perché sarà restaurata, quindi sarà un recupero di restauro fatto, diciamo, in modo da essere visibile anche ai nostri visitatori, e poi verrà collocata al primo piano, dove già esiste una sezione borbonica che si riferisce appunto a tutte le donazioni che i sovrani borbonici fecero al Museo di Palermo, e al recupero di un'altra statua che stava alla Favorita, la Menade in basalto, che invece fu portata qui al Museo Nazionale intorno agli anni 20 o 30 del Novecento. Una perizia psichiatrica a fare luce sulle reali condizioni di salute mentale di Omar Nedelkov, il 24enne arrestato all'inizio del mese di gennaio perché ritenuto l'autore del massacro di Naro, culminato con il duplice omicidio di Maria Rus di 54 anni e Delia Zarnisco di 58 anni, lo ha disposto il GIP del Tribunale di Agrigento Jacopo Mazzullo, che ha accolto la richiesta della difesa rappresentata dall'avvocato Diego Giarratana. La perizia psichiatrica verrà eseguita in carcere, dove attualmente si trova il 24enne, che è accusato di duplice omicidio e vilipendio di cadavere con l'aggravante della crudeltà. La difesa vuole far emergere l'incapacità di intendere e di volere del 24enne al momento dei delitti. I carabinieri hanno arrestato il boss Giuseppe Auteri, 50 anni, latitante dal 2022. L'indagine sul capomafia palermitano di Portanuovo è stata coordinata dal procuratore di Palermo Maurizio De Lucia. Auteri era riuscito a sfuggire al blitz denominato Vento, scattato dopo l'omicidio del boss Giuseppe Incontrera. L'inchiesta condotta dai carabinieri del Reni era coordinata anche dalla procuratrice aggiunta Marzia Sabella. La corrispondenza da Palermo. Non si sa esattamente da quanto tempo fosse lì dentro, ma di certo in casa aveva un revolver calibro 38 con matricola Brasa e ben 15 munizioni, oltre a circa 5.000 euro in contanti, documenti inoltre che gli inquirenti definiscono importanti. Si tratta di Giuseppe Auteri, 49 anni, il prossimo 25 marzo, viveva da solo fino a qualche ora fa in una stradina parallela a via Oreto, via Giuseppe Recupero, al secondo piano di un palazzo fatiscente, abitato da altre famiglie in una zona molto popolata. Non aveva neppure la televisione. Quando i carabinieri che lo cercavano da settembre 2021 hanno avuto la certezza che fosse all'interno dell'immobile, nel tardo pomeriggio di ieri hanno fatto irruzione e lo hanno catturato. Auteri non ha opposto alcuna resistenza e non ha neppure detto una sola parola ai militari, che adesso stanno facendo tutta una serie di accertamenti per risalire ad eventuali fiancheggiatori e ricostruire così al contrario dove abbia effettivamente trascorso l'ultimo periodo della sua vita da latitante.
importante. È stato cercato anche all'estero, invece. Era a 2 passi dalla stazione centrale ed era potente, Auteri, soprannominato Vassoio, per i carabinieri dopo l'omicidio di Giuseppe Incontrera, il boss assassinato alla Zisa. Il 30 giugno del 2022 la cattura degli altri vertici del clan sarebbe stato lui ad aver assunto la reggenza di uno dei mandamenti storicamente più importanti della città, quello di Porta Nuova. Il blitz dei carabinieri è stato coordinato dal procuratore aggiunto Marzia Sabella e dai sostituti Gaspare Spedale e Federica Lacchioma. Nella mattinata di ieri i carabinieri avevano già capito di avere grandi probabilità di bloccare il boss in quel budello. Ci sono arrivati grazie alle diverse attività tecniche, ma anche per mezzo di indagini tradizionali che consentono di controllare capillarmente il territorio. Quando poi hanno avuto il riscontro che all'interno di quella palazzina ed in particolare di quell'appartamento con le serrande chiuse, senza alcun dispositivo di sorveglianza all'esterno, ci fosse proprio lui l'uomo a cui stavano dando la caccia, sono entrati e lo hanno arrestato. Su di lui pende l'ordinanza di custodia cautelare legata all'operazione Vento, con cui gli vengono contestati i reati di associazione mafiosa, per cui è già stato condannato ad 8 anni in passato, di estorsione aggravata e anche di associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga. Per la procura era lui, vicino sia a Incontrera che a Giuseppe Di Giovanni e Tommaso Lopresti, il lungo a gestire la cassa del clan, uno dei più bravi ragazzi per la cosca al momento, perché già ha fatto tanti anni di carcere, così lo aveva dipinto il pentito Alessio Puccio qualche tempo fa. Ora anche lui è finito al Pagliarelli. È stato un arresto molto importante, abbiamo arrestato Auteri Giuseppe, quindi il capo del mandamento di Porta Nuova, abbiamo dato esecuzione ad un'ordinanza del 2022 che era stata emessa dalla Procura di Palermo, è un risultato importante, quindi si continua ancora nell'azione di contrasto contro la criminalità organizzata per rendere una città sempre più sicura e quindi per superare questa criticità che da tanti anni interessa la città di Palermo. Cosa vi ha detto quando l'avete preso? Ovviamente non ha detto nulla, non si aspettava ovviamente dopo 3 anni che era latitante di essere arrestato. Litiga con la ex moglie, aggredisce i carabinieri e sfonda il portone di casa, ha denunciato. Il fatto è avvenuto in una palazzina non molto lontana dal centro di Agrigento. Sul posto anche i militari dell'Arma sono stati aggrediti e strattonati. Non contento, il trentenne avrebbe anche afferrato un tubo e colpito più volte il portone d'ingresso dell'abitazione. Per questo motivo i carabinieri di Agrigento lo hanno bloccato, identificato e denunciato. Continuano gli appuntamenti in vista dell'8 marzo, giornata della donna, all'Istituto Leonardo di Agrigento. Tra i relatori di oggi Carola De Paoli dell'Ande, Isabella Castelli della Fidapa di Porto Empedocle, Dina Rizzo, imprenditrice, Francesca Patti, docente, e Giuseppina Mira, scrittrice. Il servizio. Diversi appuntamenti in vista dell'8 marzo, della giornata della donna. Il nostro 8 marzo è ricco di appuntamenti, sono 6 incontri e a questo ciclo di 6 incontri abbiamo voluto attribuire il titolo Oltre, per indicare il superamento dei divari, il superamento delle diversità, delle differenze che consideriamo invece fonte di arricchimento e quindi da valorizzare. Sono 6 appuntamenti che hanno dei temi e delle sfaccettature assolutamente diverse nella narrazione del femminile e che a partire dall'occlusione delle donne, a partire dalla parità di genere, le donne, la pace, le donne, la guerra, trattano appunto vari punti di vista che tendono proprio a rispolverare dall'oblio tante storie femminili e a valorizzare la posizione della donna nella società e nella politica. Carola De Paoli dell'Ande, il suo contributo a questa iniziativa in vista dell'8 marzo che Leonardo sta organizzando, Giornata delle Donne. Sì, anche quest'anno, come 2 anni fa, l'Ande ha avuto il privilegio di essere stata invitata dalla preside del Liceo Scientifico Leonardo per dare un contributo a questo progetto che vede impegnato l'Istituto in tutta la settimana fino all'8 marzo. E noi saremo qui presenti con la professoressa Francesca Patti che fa parte del direttivo dell'Ande, la quale parlerà del contenuto del suo libro
lontane dalle progelle del mondo, quindi per iniziare un ragionamento, un discorso su come vivevano le donne a partire dal XVI secolo fino circa quasi al XX secolo. Poi da parte mia attualizzerò l'argomento cercando di catalogare o comunque ricordare tutte le conquiste femminili che sono state fatte molto lentamente fino ad arrivare nei secoli, fino ad arrivare quindi ad oggi. Ecco, lei oggi darà il suo contributo a questa iniziativa che il Liceo Leonardo sta effettuando in attesa della giornata della donna dell'8 marzo? Sì, diciamo che stiamo parlando delle donne in senso attivo. Partiremo da Luisa Spagnoli per ricordare la grandezza di questa donna, quello che ha fatto, il modo in cui ha contribuito, e poi daremo un omaggio enorme a due donne agrigentine, Rosina Finazzi e la nostra Giusica Reca, passando poi la parola a Dina Rizzo come imprenditrice del nostro territorio, che sta facendo veramente tanto per questa terra. Siamo con la poetessa Giuseppina Mira che darà il suo contributo a questa iniziativa del Leonardo in vista dell'8 marzo. Sì, buongiorno, io sono molto onorata e gratificata che una mia poesia sia letta in questo contesto molto importante per la donna, poiché la donna è energia d'amore, la donna è tenerezza, la donna è gentilezza e sinceramente io desidero che ci sia la festa dell'uomo e della donna per celebrare proprio l'armonia, la sincronia, ricordandoci che Dio li creò uomo e donna. E questo è il mio più grande auspicio, che un giorno questo mio desiderio possa vedere l'orizzonte dell'amore. Ecco, quale sarà il suo contributo che lei darà a questa iniziativa del Leonardo in vista dell'8 marzo come imprenditrice? Stiamo cercando di dare ai ragazzi un contributo sull'imprenditoria, quindi io oggi porterò la mia testimonianza di quella che è la mia impresa Maidea, attiva sul territorio agrigentino. Ecco, consiglierebbe a una ragazza di intraprendere l'attività imprenditoriale in questo momento, diciamo, un po' difficile, un suo parere? Prima di tutto consiglierei di terminare gli studi, perché lo studio è conoscenza, lo studio è libertà e lo studio è potere. Successivamente sì, consiglierei assolutamente. Venerdì 8 marzo, in occasione della Festa della Donna, alle ore 10, al Centro Polifunzionale San Nicola, Stella Castiglione di Grotte, la regista Nella Condorelli, a conclusione della proiezione del film La storia vergognosa, incontrerà gli studenti dell'Istituto Angelo Roncalli. L'incontro è aperto a tutti, quindi l'invito a partecipare per dialogare con la regista sul ruolo delle donne nel cinema italiano e non solo. L'imprenditrice agrigentina Roberta Lala, già assessore comunale per oltre 2 anni nella giunta Miccichè e segretario provinciale per il partito di Vox Italia del filosofo Diego Fusaro, ha aderito a Italia Viva di Matteo Renzi. Attualmente Roberta Lala riveste la carica di presidente dell'Acragas. La presentazione ufficiale avverrà il prossimo 16 marzo ad Agrigento presso l'Hotel Acrabello alle ore 17, alla presenza dell'onorevole Davide Faraone e di Cristina Scaccia, coordinatrice provinciale del partito di Renzi. E si terrà domenica prossima presso la chiesa San Nicola alle ore 17 un convegno sulla figura dell'onorevole Giuseppe La Loggia in occasione dei suoi 30 anni della sua scomparsa. I relatori presenti saranno l'onorevole Calogero Mannino, Calogero Pumiglia, Enrico La Loggia. L'evento è organizzato dal professor Enzo Di Natali. Sentiamo la sua intervista. Domenica pomeriggio presso la chiesa di San Nicola un interessante convegno riguardante l'onorevole La Loggia a 30 anni dalla sua scomparsa. Ecco, il professor Di Natale organizza l'evento alla presenza anche di qualificati relatori. Ricordare l'onorevole Giuseppe La Loggia a 30 anni dalla sua scomparsa significa almeno avere presente alcune cose fondamentali. Primo, non si può fare politica senza cultura, perché l'onorevole Giuseppe La Loggia, prima di buttarsi, come si vuol dire, nel mondo della politica, si preparò culturalmente. Una cultura solida, una cultura giuridica, una cultura umanistica.
Ricordare Giuseppe La Loggia significa anche mettere in evidenza il suo impegno per l'autonomia siciliana. La Sicilia, quando divenne presidente della regione, aveva 500.000 emigrati, dunque una situazione sociale davvero grave. Giuseppe La Loggia guarda ad una Sicilia nuova, diversa, industrializzata e si pone il problema: perché i prodotti siciliani, invece di trasferirli altrove, non li lavoriamo, non li trasformiamo qui in Sicilia e facciamo di una Sicilia una terra industrializzata? Ecco, questo è il grande sogno. Giuseppe La Loggia è dunque un uomo per una vera riscossa della Sicilia che come non c'era mai stata. Ricordare Giuseppe La Loggia significa anche avere presente quale fu il suo pensiero politico. Il suo pensiero politico fu il cattolicesimo sociale, quel cattolicesimo che mette al cuore dello Stato, della patria, la dignità della persona umana, con i suoi diritti inviolabili. Pertanto ricordare questo grande uomo politico che ebbe incarichi a livello regionale, nazionale, nella democrazia cristiana, significa ricordare un grande patrimonio culturale e politico. Gli ospiti? Gli ospiti che ricorderanno Giuseppe La Loggia sono due grandi figure della democrazia cristiana, e cioè l'onorevole Calogero Mannino e l'onorevole Calogero Pumiglia. Mi sembra doveroso ricordare che concluderemo questo evento con un concerto in ricordo di Giuseppe La Loggia eseguito dal coro di Santa Cecilia. A Cesarò, nel Messinese, sequestrati 106.000 euro provenienti da raggiri a persone anziane. La corrispondenza da Messina. Si dispone che i carabinieri della compagnia di Santo Stefano di Camastra hanno proceduto alla esecuzione di un decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Catania finalizzato alla confisca anche equivalente per 106.000 euro. Il provvedimento scaturisce da un'attività investigativa coordinata da questa procura ed eseguita dai carabinieri della stazione di Cesarò, che ha permesso di documentare le condotte delittuose degli indagati, che a vario titolo ed in concorso tra di loro avrebbero circuito soggetti anziani all'epoca dei fatti ultranovantenni, oggi tutti deceduti, con il preciso fine di ottenere indebitamente ingenti somme di denaro, nonché beni immobili e mobili. Sulla base di quanto emerso dagli accertamenti, gli indagati, tra cui operatori del settore finanziario, approfittando dello stato di infermità e dell'avanzata età delle vittime, le avrebbero indotte a sottoscrivere contratti assicurativi, investimenti in titoli e polizze vita, lucrando tramite le relative provvigioni. Inoltre, secondo quanto accertato, alcuni allevatori indagati, circuendo le anziane vittime, si sarebbero impossessati di un cospicuo numero di capi di bestiame e di fondi agricoli siti nei comuni di Cesarò e San Teodoro, mediante la sottoscrizione di indebiti contratti d'affitto e fraudolente dichiarazioni con il fine di ottenere illecitamente i contributi comunitari della AGEA. Nell'ambito delle indagini sono emersi altresì falsi contratti di lavoro con conseguenti fittizie comunicazioni di assunzioni di braccianti agricoli inesistenti, volti all'ottenimento anche dell'indennità di disoccupazione agricola corrisposta dall'INPS quale ente erogatore. Contestualmente all'esecuzione del sequestro sono stati notificati 7 avvisi di conclusione delle indagini preliminari emessi dalla Procura della Repubblica di Catania nei confronti di altrettante persone, di età compresa tra i 26 e i 55 anni. Alcune delle quali operanti nel settore finanziario, poiché indagate a vario titolo nel rispetto della presunzione di non colpevolezza fino a sentenza definitiva dei reati di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, malversazione di erogazioni pubbliche, falsità ideologica e materiale. Linea alla regia per gli spot pubblicitari. Vi proponiamo ora da Wii Sport una goal collection relativa alla 29esima giornata di campionato della Serie D, Girone I.
È presto per parlare di campionato riaperto, ma quando il Trapani non vince fa notizia. Terzo pareggio in campionato per i Granata guidati da Alfio Torrisi, che non vanno oltre lo 0-0 al Dal Contres Barone contro la nuova IG Virtus. Settimo risultato utile consecutivo per i giallorossi di Francesco Di Gaetano, che hanno cambiato passo a partire dal 2-1 contro il Siracusa. Proprio gli azzurri battono il Portici per 2-0. Nei minuti finali le reti decisive di Vacca e Sarao, iniezione di fiducia fondamentale in vista delle prossime 10 sfide che mancano alla conclusione del campionato. Vittoria piuttosto larga per la Vibonese nel derby calabrese contro il Locri. L'autorete di Aquino spiana la strada ai rossoblu, che nella ripresa chiudono il conto con le reti di Ciotti e Gaeta. Tris anche per la Reggio Calabria contro il Ragusa, primo gol in campionato di Provazza su assist di Perri. Nei secondi 45 di gioco l'incornata di Bolzicco e il contropiede di Marras mettono al sicuro la vittoria per gli Amaranto, che occupano il quarto posto in solitaria. Vittoria dal sapore playoff per la Ciriale, che infila la quarta affermazione consecutiva. La rete dagli 11 metri di Zuppel stende il Città di Sant'Agata, che rimane comunque al quinto posto davanti al Real Casalnuovo, che ha riposato. Reti bianche al Corrado Alvaro tra San Luca e Licata, medesimo punteggio di parità tra San Cataldese e Castrovillari. Scoppiettante invece il derby di provincia tra Canicattì e Acragas, in vantaggio il Gigante su calcio di rigore trasformato da Litteri. Biancorossi che ribaltano il copione nei minuti finali con Tedesco e al 94esimo minuto con Raimondi. Termina qui la nostra goal collection, 12 gol, la più povera in termini di reti nelle 29 giornate fin qui disputate. E questo è tutto per TV Notizie di oggi, vi diamo appuntamento alle prossime edizioni e vi auguriamo una buona serata.